Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Le Fiamme Gialle di Gorizia hanno sequestrato oggi oltre 60 milioni di mascherine facciali non conformi. La maxi indagine è partita dall'Isontino, riguarda tutto il territorio nazionale ed è supportata dall'attuale staff del commissario per l'emergenza Covid-19. Nel solo mese di febbraio e nel solo Friuli Venezia Giulia le Fiamme Gialle Isontine hanno individuato e sequestrato più di 1,5 milioni di mascherine in uso al personale medico, infermieristico e sanitario delle aziende sanitarie locali perché non conformi alle normative vigenti e pericolose per la salute. Oggi l'esecuzione di un provvedimento di sequestro esteso a tutta Italia per la parte rimanente dei lotti di mascherine, risultate del tutto carenti di requisiti necessari per essere considerati dispositivi di protezione. In alcuni casi infatti la capacità filtrante è risultata addirittura essere inferiore di 10 volte. I finanzieri di Gorizia stanno acquisendo documentazione e dati informatici nella sede dell'azienda nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SPA per ricostruire le responsabilità nella catena di approvvigionamento e verificare quante mascherine della stessa tipologia siano state impiegate o siano tuttora in uso su tutto il territorio nazionale. Grazie anche alla collaborazione offerta dall'attuale staff del commissario per l'emergenza è stato possibile sequestrare oggi oltre 60 milioni di mascherine facciali, ancora giacenti in depositi di tutto il territorio nazionale. Costituiscono il residuo di forniture per circa 250 milioni di pezzi ereditati dalla precedente gestione della struttura per l'emergenza. Beni del valore di oltre 53 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli e Trieste a 5 persone accusate dalla Procura di Napoli di una frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. Le indagini avviate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo friulano hanno consentito di accertare una maxi evasione fiscale, secondo gli inquirenti, messa in piedi da una nota società campana operante nel commercio di prodotti petroliferi, che avrebbe effettuato fittizie cessioni di carburante a diverse società fantasma per oltre 146 milioni di euro, evadendo in tal modo l'imposta sul valore aggiunto per circa 33 milioni di euro. Inoltre in quell'anno d'imposta la dichiarazione dei redditi non risulta essere mai stata presentata, con conseguente evasione quasi 20 milioni di euro. La SRL è finita nel mirino è risultata essere tra i maggiori fornitori dell'imprenditore detto l'Emiro del Vesuvio, coinvolto in un'altra operazione della Guardia di Finanza di Napoli e coordinata dalla Procura di Nola. L'andamento dell'epidemia da Covid è stato al centro dei lavori della terza commissione consigliare. Sono stati illustrati i dati raccolti dalla task force regionale guidata dal professor Barbone, dai quali emerge tra l'altro che la variante inglese è al 90% in regione. Per l'amministrazione regionale i dati confermano che il numero di contagi è frutto dell'elevato numero di tamponi effettuati nel territorio e che la mortalità è al di sotto della media italiana. L'alto numero di contagi riscontrati in Friuli Venezia Giulia è frutto dei tanti tamponi effettuati nel territorio. Se tutte le regioni italiane avessero svolto la stessa sorveglianza, la nostra sarebbe nella media nazionale. Quanto alla mortalità, l'aumento dei decessi è in percentuale tra i più bassi del nord Italia e sotto la media del paese. Sono due degli aspetti sui quali concentra l'attenzione il vicepresidente della regione, Riccardo Riccardi, commentando questa mattina in terza commissione consigliare i dati del professor Fabio Barbone, epidemiologo che guida la task force regionale anti-Covid. Per numero di tamponi effettuati nei primi 3 mesi del 2021 per 100.000 abitanti, il Friuli Venezia Giulia è terza in Italia dopo provincia autonoma di Bolzano e Veneto con 55.436 test. La media italiana è di 37.716. Nello stesso periodo la percentuale di positività dei test effettuati è del 6,9 contro la media nazionale del 6,3. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati riscontrati 96.098 casi positivi con età mediana di 50 anni. I tamponi effettuati sono stati più di 1.600.000 su 573.000 persone. I decessi sono stati 3.264 con età mediana di 84 anni. L'incidenza nel 2020 in Friuli Venezia Giulia è stata di 4.114 persone ogni 100.000 abitanti, più alta della media nazionale, 3.437, ma più bassa della media delle regioni del nord, 4.448. Sempre nel 2020 la nostra regione è stata quella, dopo la provincia autonoma di Trento, ad aver effettuato più tamponi ogni 100.000 abitanti, 77.356 contro la media nazionale di 44.597.
Lo scorso anno la percentuale di positività riscontrata nei tamponi effettuati è stata del 5,4 contro la media nazionale del 7,9. Quanto alla mortalità, da febbraio 2020 al 28 marzo, la percentuale di decessi sui positivi al Covid in Friuli Venezia Giulia è del 3,4% rispetto al dato nazionale del 3,1%. Considerando solo il 2020, i decessi da Covid in regione sono stati 1.794, con tasso standardizzato di 100,2. Il tasso delle regioni del nord è risultato di 151,6, quello italiano di 103,9. Quanto all'andamento dei ricoveri, l'occupazione delle terapie intensive Covid è attualmente al 48%, nelle aree mediche al 52%. Nelle residenze per anziani, nei primi 3 mesi del 2021 il picco di contagi tra gli ospiti e tra gli operatori si è avuto a gennaio in provincia di Udine, rispettivamente 639 e 200. Sempre lo scorso gennaio è stato raggiunto il picco di contagi nelle strutture sanitarie e nell'azienda Friuli Centrale sono stati 448. Per finire, la variante inglese è al 100% nelle province di Udine e Pordenone, al 90% a Gorizia, al 61,5% a Trieste. Sull'analisi dell'epidemia della task force regionale interviene l'opposizione. Andrea Ossai del Movimento 5 Stelle ha chiesto chiarezza sui dati scorporati, in particolare con i decessi relativi alla seconda ondata. Dal Partito Democratico con Roberto Cosolini è stato lanciato poi un appello alla giunta regionale: parlate di aperture, ma se fate male il rischio di un aumento dei contagi è alto, pertanto serve responsabilità perché non si può aprire e poi chiudere. Municipio chiuso per Covid a Polcenigo, dove oltre ad alcuni dipendenti è risultato positivo al test rapido anche il sindaco Mario Della Tofola, che questa mattina si è sottoposto al tampone molecolare. Il Covid entra anche nel municipio di Polcenigo. Dopo alcuni casi tra i dipendenti, 3 nella giornata di ieri, personale e amministratori si sono sottoposti ai test antigenici. Da questi è emersa anche la positività del sindaco Mario Della Tofola, che questa mattina si è sottoposto al tampone molecolare, come da protocollo, per la conferma. L'esito è atteso tra oggi e domani. In via precauzionale sono stati chiusi gli uffici municipali con apposita ordinanza firmata dal vice sindaco Antonio Del Fiol fino a domani e nel contempo saranno effettuate le operazioni di sanificazione da parte di una ditta specializzata. Il primo cittadino fa sapere di avere avuto qualche lieve sintomo negli scorsi giorni, ma di stare bene tutto sommato. Una volta che sarà ultimato lo screening su tutto il personale, esiti alla mano, saranno prese le contromisure in accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. L'amministrazione fa sapere alla cittadinanza, attraverso il proprio sito internet, quali sono gli indirizzi di posta elettronica ai quali rivolgersi per pratiche urgenti, nella speranza che a partire da giovedì, almeno parzialmente, l'attività del municipio possa riprendere regolarmente. Anche oggi tante persone in attesa all'esterno di Udine, Gorizia, Fiere, il polo vaccinale dedicato al capoluogo friulano. Diversi cittadini in attesa che hanno segnalato code e un ritardo sull'appuntamento fissato di circa un'ora. In considerazione del sole e delle temperature, il personale della protezione civile assiste i cittadini fornendo anche bottigliette d'acqua e dando indicazioni su dove sostare in attesa del proprio turno per la vaccinazione. Le autorità sanitarie ricordano ai cittadini a non recarsi ai poli vaccinali con grande anticipo rispetto all'orario programmato, proprio per evitare inutili attese e l'assembramento di persone. Si riunisce questa mattina il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico in Prefettura a Udine. Tra le tematiche che saranno trattate in particolare quella della recente chiusura dei confini imposta in maniera unilaterale dalla Slovenia nella giornata di ieri. Insieme al prefetto Massimo Marchesiello, il primo cittadino di Lignano Sabbiadoro Luca Fanotto per la problematica legata alle seconde case dei cittadini d'oltreconfine, e il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette sempre per la problematica legata al turismo di confine anche estivo. Intanto l'Austria annuncia un rigoroso lockdown al 2 aprile. La Fondazione Friuli ha lanciato il bando Restauro 2021 dedicato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. L'iniziativa si avvale della collaborazione della Regione e del sostegno di Intesa San Paolo. Dopo quelli per welfare, istruzione e il nuovo dedicato alla montagna, la Fondazione Friuli ha lanciato il bando Restauro 2021 dedicato alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. In tempi in cui l'attenzione massima rivolta all'emergenza sanitaria e alle difficoltà economiche, il settore dell'arte, dell'architettura e della storia friulana non rimane sguarnito. Anche in questo caso l'iniziativa si avvale della collaborazione della Regione e del sostegno di Intesa San Paolo.
In questo settore la Fondazione Friuli ha confermato un impegno di 600.000 euro rivolto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione di beni immobili e immobili di particolare rilevanza storico-artistica, anche con interventi di recupero di strutture destinate a centri di aggregazione. Questo è un bando che vuole salvare il passato, ma per guardare al futuro, ha spiegato durante la presentazione il presidente della Fondazione Friuli Giuseppe Morandini. In questi anni abbiamo sostenuto iniziative in tutto il territorio, paese per paese, spaziando nel recupero delle più diverse tipologie di beni. Ed è con grande soddisfazione che, grazie all'accordo appena rinnovato, Intesa San Paolo ha confermato il suo appoggio anche a questa iniziativa che vuole aiutare le comunità ad andare oltre la pandemia. Alla presentazione hanno partecipato l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli, la soprintendente per il Friuli Venezia Giulia Simonetta Bonomi e Renzo Simonato, direttore regionale Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige di Intesa San Paolo. Nell'ultimo anno, ha rilevato l'assessore regionale Gibelli, uno dei settori più fortemente colpiti dalla pandemia è quello della cultura. Per questo ci tengo a ringraziare la Fondazione Friuli che anche quest'anno ha destinato risorse al bando Restauro. Il bando della Fondazione Friuli è rivolto a istituzioni e enti pubblici, enti religiosi, fondazioni e associazioni senza fini di lucro e per quanto riguarda il recupero di centri di aggregazione anche associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato. Le notizie di cronaca, allarme questa notte intorno a Luna Ronchis dove per autocombustione si è sviluppato un rogo che ha interessato l'area esterna della ditta Camilot che si occupa di recupero materiali inerti da rottamare. Sul posto i vigili del fuoco di Udine, del distaccamento di Latisana e volontari di Codro e Pelignano. Sul posto pure la radiomobile dei carabinieri di Latisana. I danni sono ingenti, tramite il suo legale il titolare ha assicurato che la continuità produttiva non è stata compromessa, danneggiata in parte una macchina operatrice, nessuna persona è rimasta ferita. Si fingevano carabinieri in servizio per controlli anti-Covid, lo facevano esibendo segni distintivi dell'arma. Il titolare di un bar di Metodo di Tomba sospettito ha chiamato il 112. I militari di Campoformido sono intervenuti nel locale, hanno rintracciato e denunciato un uomo di 42 anni e la sua convivente, entrambi pregiudicati. L'ipotesi di reato è falsa attestazione sull'identità personale al pubblico ufficiale, possesso di distintivi contraffatti. L'uomo è stato trovato in possesso anche di una mascherina facciale riportante il logo dell'arma dei carabinieri con la fiamma, poi posta sotto sequestro. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.